Dal sito. L'uomo vitruviano di Leonardo resta alle gallerie dell'Accademia di Venezia, bloccato il prestito al Louvre di Parigi, a deciderlo il TAR del Veneto dopo il ricorso di Italia Nostra. Oltre 3.000 aspiranti netturbini oggi al test di Mestre, al concorso dove si era ammessi con la terza media molti laureati over 50 per un posto da 900 euro al mese. 3 tragedie della strada in poche ore, 3 vittime, la più giovane è Sara, 29 anni, morta mentre era in moto con il fidanzato sotto shock. Per 1,65 euro in più di Isemi hanno quadruplicato l'affitto Atere e mandato l'avviso di sfratto. Il racconto di Claudia Zancarello, pensionata di Mestre. Latitante 40enne ungherese arrestato a Cessalto dai carabinieri di Venezia, era ricercato per aver messo a segno 63 casi di truffe relativi alla vendita di auto. E fa discutere a Venezia la proposta del consigliere comunale Paolo Pellegrini di far pagare più tasse ai banchetti di souvenir che cingono d'assedio la città, dice. Voterò no al referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, così il presidente della Camera di Commercio di Venezia le sue preoccupazioni per le ricadute sulle aziende. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque lo avete sentito, davvero un colpo di scena nel contestato prestito dell'uomo vitruviano dalle gallerie dell'Accademia al Museo del Louvre di Parigi. Il TAR del Veneto ha sospeso il prestito dopo un ricorso di Italia Nostra. La decisione definitiva arriverà a metà mese. L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non si tocca, almeno per ora. Il TAR del Veneto ha deciso la sospensione del prestito al Louvre del disegno conservato alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Il ricorso presentato da Italia Nostra ha ottenuto una prima vittoria, ma il braccio di ferro attorno a un'opera tra le più conosciute dell'intera storia dell'arte non è ancora finito. Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina prevista per il 24 ottobre, il Tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in Camera di Consiglio al 16 ottobre. Disegnato attorno al 1490, l'uomo vitruviano arrivò a Venezia nel 1822, acquistato dal governo austriaco insieme ad altri 25 disegni di Leonardo dagli eredi del collezionista milanese Giuseppe Bossi. Il disegno a penna e inchiostro è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che si erano appena conclusi alle gallerie dell'Accademia. Italia Nostra aveva presentato ricorso al TAR forte di 3 perizie che secondo l'associazione confermano il grave stato di salute del disegno e i rischi legati ad una sua nuova esposizione prolungata alla luce. Dal MIBAC invece difendono la validità dell'accordo firmato a Parigi che ha portato al prestito. Lo scambio di opere è avvenuto secondo le specifiche prescrizioni di tutela dettate dai singoli musei. Passaggi tecnici che non convincono però i veneziani che sabato hanno manifestato proprio davanti all'Accademia contro il viaggio francese dell'illustre concittadino. Questo round se lo sono aggiudicati loro. Cambiamo decisamente argomento. Oltre 3.400 aspiranti spazzini per 400 posti disponibili. Per partecipare al concorso basta la terza media, ma più della metà è diplomato, scusate, sono molti anche i laureati, per lo più uomini, tra gli esaminandi anche gli over 60. Sinceramente ci provo, ma non mi aspetto niente. Siamo in troppi. Era partire già perdente così, no? Ci si prova, se mai si gioca, mai si vince. Siamo solo un piccolo esercito di persone disoccupate che tentano la fortuna. Ecco, stanno entrando gli aspiranti netturbini. Oltre 3.300 persone, 3.341 per l'esattezza, sono arrivate da tutto il Veneto e non soltanto, per 400 posti di lavoro, per uno stipendio mensile di 900 euro. Il palazzetto Taliercio di Mestre è letteralmente preso d'assalto dalla carica degli aspiranti netturbini, con scene da guerriglia urbana al parcheggio, dove con l'imbuto di auto in coda, formatosi in uscita, c'è chi cerca di sviare in contromano, addirittura salendo sopra il marciapiede, mentre Gino Panino, indifferente, continua a rifocillare gli esaminandi. All'entrata, dalle 8:30 del mattino, gli addetti Veritas con pettorina gialla a fare da steward con le operazioni di identificazione.
Soprattutto ci sono persone di ogni età, ci sono giovani ma ci sono anche persone abbastanza avanti con gli anni. È la carica degli oltre 1000 esaminandi dai 40 ai 49 anni. 657 gli over 50, vale a dire appena un centinaio in meno dei giovani dai 19 ai 29 anni. Il concorso andrà a coprire tutta la provincia di Venezia, Mogliano compresa, sia per il tempo indeterminato che determinato, specie d'estate e lungo il litorale. Perché sono legati e al numero di persone che vanno in pensione, anche con quota 100, e soprattutto alla necessità che abbiamo d'estate di rinforzare i servizi a causa appunto del turismo. Dentro, foglie e penne in mano, si risponde alle 30 domande più 2 di riserva. Il mega orologio centrale scandisce il minuto a disposizione per ogni singola risposta. Per essere ammessi al concorso bastava la terza media. Tra loro tantissimi diplomati, più di 1500, molti i laureati, 160, tanti gli over 60, più di 37. Si arriva, oltre che da tutto il Veneto, maestre in testa, anche dalla Campania e dalla Sicilia. E adesso allora sentiamo proprio le voci e vediamo i volti degli esaminandi, tutti uniti da un unico sogno e la stessa speranza, avere un posto di lavoro. Un test psicoattitudinale c'è un po' di tutto, dalla matematica alla logica, figure, e nel complesso non è molto semplice, bisogna ragionarci bene e stare molto attenti. Quelle sugli ettolitri, c'erano sì sugli ettolitri, quindi poi c'erano dei sinonimi, poi c'erano alcune di logica sull'alfabeto, sulle lettere. Ti sembravano difficili per questo posto da netturbino? Impegnative. Ma le domande del turno delle 8:30 sono le stesse di quelle delle 11? Ci sono 5 o 4 buste a seconda dei turni. Ci sono 30 domande su 30 risposte, però poi non sappiamo. Come ti sembra sia andata? Bene. Bisogna vedere alla fine che tipo di QI poi ho. Che io magari mi vanto e dico sono un genio, invece magari non lo sono. Da dove vieni? Io sono di Salzano. Comunque adesso come adesso uno che è disoccupato qui in Veneto non può accedere a nessun sostegno al reddito, perché comunque io sono proprietaria della casa dove abito con i miei genitori e quindi tu sei già escluso da qualsiasi forma di sostegno al reddito solo perché hai una casa che poi è quella che abiti, ma però... Speriamo di essere tra quelli lì, insomma. Perché si vuole proprio lavorare a tutti i costi? Sì, anche perché magari sul lavoro prima che avevi eri stagionale e qui magari è una possibilità un domani di diventare un operaio fisso. In primis devo avere un posto di lavoro per potermi garantire comunque un futuro, e se posso fare carriera all'interno di questa azienda non mi dispiacerebbe. Voltiamo pagina, veniamo alla cronaca con una 29enne di Eraclea che ha perso la vita stanotte mentre viaggiava in moto col suo compagno. Qualche ora prima in un altro incidente è morto un 53enne di Mestre. Aveva solo 29 anni Sara Guarnier, la giovane di Stretti, frazione di Eraclea, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in località Tombolino. La giovane, molto conosciuta anche per la sua attività lavorativa in un locale di Jesolo, era in sella ad una motocicletta guidata dal suo compagno, un 26enne che nell'incidente ha riportato lievi ferite. La coppia stava percorrendo via Piave, sulla strada che da Eraclea porta a San Donà di Piave. Attorno alle 23:30, all'altezza di una curva, la moto è uscita di strada per cause che sono al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiava la sfortunata giovane sarebbe andato a sbattere contro un guardrail e forse anche contro un'automobile. Nonostante i soccorsi, il personale del 118, intervenuto assieme ai vigili del fuoco, ha dovuto constatare il decesso della 29enne. Qualche ora prima, nel tardo pomeriggio, aveva perso la vita in Alto Adige un 53enne di Mestre. L'uomo, di professione agente di commercio, era al volante della sua auto a Valdaura di Mezzo, in Valpusteria. Al momento dell'incidente, che gli è costato la vita, era al telefono con la moglie, alla quale avrebbe detto di avere un malore. La macchina è uscita di strada finendo in un burrone dove si è ribaltata più volte. I sanitari, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al soccorso alpino, avevano allertato l'elisoccorso per un intervento che poco dopo è stato tragicamente annullato,
quando i soccorritori hanno constatato che per l'uomo non c'era più niente da fare. E un altro incidente stradale mortale è accaduto a Calalzo di Cadore questa notte lungo la 51 di Alemagna. La vittima è Giancarlo Bonaldo, 76 anni, nato a Venezia ma residente a Domegge di Cadore. L'anziano viaggiava a bordo della sua Dacia Logan che per cause da accertare si è scontrata con la Lexus guidata da un 64enne residente a Comelico Superiore. Giancarlo Bonaldo è morto durante il trasporto all'ospedale di Pieve di Cadore, illeso il conducente della Lexus. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri delle stazioni di Pieve di Cadore e Santo Stefano, intervenuti assieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria. Per un punto Martin perse la cappa, si diceva così una volta, ma purtroppo nella storia che ascolteremo tra poco l'amara realtà è anche l'amara realtà di una pensionata di Mestre che per €1, pensate, ha perso la casa, almeno sulla carta. Lei è una dei tartassati, così si giudicano, si considerano, dalla riforma Ater. Sentiamo. Il mio ISEE è di 20.000 e €1,65, perciò io l'ho superato di €1,65. E così la signora Claudia Zancarello, pensionata 67enne di Mestre che vive in una casa Ater del quartiere Pertini, oltre a vedersi quadruplicare il canone d'affitto, ha pure ricevuto l'avviso di sfratto per €1,65 di ISEE in più. A fare cumulo il trattamento di fine rapporto del caro marito per giunta estinto. Al TFR di mio marito che avevo messo da parte perché io sono vedova, perciò in più io ho €890 di pensione. Se lei comincia a levare 400 quasi €400 di affitto, 62 di condominio, le altre utenze che devi pagare, con che cosa mangio? Non si sono chiesti che una persona ha un reddito di €800 al mese, e purtroppo è così. E in più mi hanno dato anche lo sfratto. Dall'Ater, dove si è recata documenti in mano anche per scongiurare lo sfratto, ecco cosa si è sentita dire. E l'Ater mi ha risposto: facciamo domanda di revisione e vediamo, aspetti la risposta, la manderemo per posta. Questo è quello che mi è stato detto. Quanto tempo fa? Una settimana fa sono andata all'Ater. Per la pensionata una tripla amara beffa. Perché se io mi si rompe un dente, cosa faccio? O la macchina si rompe perché è una macchina di 13 anni, come faccio? Non lo so. Nel frattempo la signora Claudia, con €890 di pensione, ha diligentemente pagato anche il quadruplicato aumento d'affitto, nell'attesa di uno storno o rimborso, affinché il suo caso venga presto preso in mano anche dalla Regione. Guardi lei, se è possibile. Questa legge è sbagliatissima, perché ci saranno i furbetti, sono d'accordo, ma i furbetti non sono quelli che si sono messi via i risparmi. Era il caso di un latitante ungherese ricercato per ben 63 casi di truffe, è stato arrestato dai carabinieri, il quarantenne era nascosto in una casa a Cessalto nel Trevigiano. Truffatore arrestato dai carabinieri di Venezia, il modus operandi era sempre lo stesso, l'uomo metteva in vendita auto o parti di ricambio, una volta adescato l'acquirente iniziava la trattativa, poi decisa la cifra, firmati i documenti, si faceva accreditare l'importo stabilito. Fin qui nulla di strano, ma una volta terminate le operazioni, l'acquirente la macchina non la vedeva proprio e il venditore truffatore si dileguava. Sono ben 63 i casi di truffa per i quali Adrian Laszlo Fajka, ungherese quarantenne, era ricercato. A catturarlo sono stati i militari dell'Arma in sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale del Ministero dell'Interno. L'uomo è stato trovato nascosto in un'abitazione rurale a Cessalto. Il quarantenne negli ultimi anni però si spostava continuamente per non farsi trovare. Prima infatti aveva abitato anche nel San Donatese. L'ultima sua fermata però gli è costata cara. Alla sua porta hanno bussato i carabinieri e per lui sono scattate le manette. Ricercato per 63 truffe che hanno portato ad una condanna di 9 anni e 7 mesi di carcere. Sulla testa del quarantenne pendevano già 2 mandati di cattura internazionale emessi dalla Procura Maggiara per i reati di falso commessi nel suo paese tra il 2014 e il 2017. L'arrestato è stato portato nel carcere di Venezia in attesa della procedura di estradizione.
Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo proprio da Venezia perché fa discutere la proposta del consigliere comunale Paolo Pellegrini di un aumento esponenziale delle imposte ai banchetti di souvenir che cingono d'assedio la città, un'idea, precisa Pellegrini, espressa a titolo personale. Sono pensieri miei, dal mio punto di vista purtroppo non condivisi dalla maggioranza. Dalla maggioranza Cafarsetti no, ma dalla maggioranza dei residenti a Venezia probabilmente sì, perché la si può pensare come si vuole, ma l'affollamento di banchetti di vendita di souvenir che assediano alcune zone di Venezia sono un dato di fatto facilmente riscontrabile e fisicamente incontrovertibile. Con gli strumenti a disposizione dalla presidenza della commissione comunale che si occupa anche di commercio, Pellegrini ha cercato perlomeno di limitare una situazione oramai al limite del grottesco fino a paventare un forte aumento dell'imposta di occupazione, al momento dice irrisoria. Quanto può guadagnare un banchetto in una posizione strategica come quella attorno all'area di San Marco e quanto paga di tasse al momento? Di tasse pagheranno 700-800 euro all'anno e si dice che invece in affitto possono arrivare anche a 5.000 euro al mese. Sono tutte frasi dette così. Allora, quella della tariffa no, ma l'affitto che un bangla o un gruppo di bangla paga al proprietario del banchetto, quello ci sono troppe voci perché non sia vero. Ecco. In attesa che scadano le concessioni, che comunque possono sempre essere rinnovate, si era proceduto allo spostamento di alcune attività in zone meno impattanti della città, ancora poco. All'orizzonte comunque nessun aumento di imposte e se ci fosse, non nelle dimensioni paventate, servirebbe a ben poco. Un aumento che passi da pochissimo a pochissimo più non disincentiva niente. E poi questa è la mia opinione, ripeto ancora, perché la cosa sia sensibile e possa indurre qualcuno a rinunciare a questo tipo di attività dovrebbe essere secondo me consistente. Uscire dalla crisi dell'artigianato e della piccola e media impresa attraverso i mercati esteri e la partecipazione ai grandi appalti della città metropolitana, un progetto che per la prima volta nel veneziano vede le associazioni di queste categorie fare squadra con i sindacati. Un patto per il territorio che vuole diventare una cabina di regia strategica per la ripresa economica nel veneziano. La nascita del tavolo dell'artigianato e della piccola impresa per lo sviluppo economico e sociale nella città metropolitana di Venezia rappresenta un'alleanza per certi versi storica in provincia tra associazioni datoriali e sindacali. Da un lato la Confartigianato e la Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole e Medie Imprese della città metropolitana, dall'altro gli omologhi delle CGIL Cisle Uil metropolitane. Con questo accordo noi vorremmo sensibilizzare i governanti, in questo caso il sindaco Brugnaro, ma quando non ci sarà lui altri, per facilitare l'ingresso delle piccole e medie imprese agli appalti che nella nostra città di Venezia e in tutto il Veneto in particolare fioriscono, ma oggi sono ostaggio delle grandi imprese, perché hanno una via preferenziale. Nonostante rappresentino ancora una parte fondamentale del tessuto economico, l'artigianato e la piccola impresa continuano a soffrire di una lenta erosione. Le difficoltà di mercato e le difficoltà sia nel passaggio generazionale che nel reperimento delle professionalità necessarie alle aziende rappresentano solo alcuni degli ostacoli sulla difficile via della ripresa. L'Alleanza Sancità Mestre guarda alla politica di livello metropolitano come primo naturale interlocutore. Il percorso da fare è un rilancio dell'economia territoriale, fare in modo che le nostre imprese possano essere accompagnate anche all'estero, anche se sono piccole. Bisogna riportare a un tavolo perché il mondo del lavoro cominci un po' alla volta a proporre quali sono le alternative per venire fuori da una crisi che non deve essere soltanto dei grandi temi bancari, ossia quelli che sono il credito, quantomeno il confronto politico, ma che parte dal basso, perché noi tutti i giorni apriamo e chiudiamo le saracinesche.
Intenzionato a votare no al referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, il presidente della Camera di Commercio di Venezia Giuseppe Fedalto, che parlando a titolo personale, sottolinea, esprime preoccupazione per quelle che potrebbero essere le ricadute per le aziende. Ci sarebbe una parola sola per descrivere il futuro se dovesse avvenire, ma non posso dirla perché siamo a livello di intervista. Sarà un caos, sarà una cosa che si protrarrà per anni e anni e anni. Si fa presto a dire separiamoci, afferma il presidente della Camera di Commercio di Venezia Giuseppe Fedalto, ma che costi avrebbe la creazione di un comune di Venezia e di un comune di Mestre? Quanti anni sarebbero necessari e quali sarebbero nel frattempo le ricadute sulle imprese? Fedalto parla a titolo personale, ricorda che ai precedenti referendum si è sempre espresso contro la separazione e che i dubbi che lo fecero votare no allora rimangono fortissimi anche stavolta. Intanto bisogna capire prima di tutto i confini di questa separazione, perché io li ho visti alcuni anni fa e Porto Marghera sta con Venezia, l'aeroporto sta con Venezia, il porto commerciale sta con Venezia, col comune futuro ipotetico comune di Venezia, e questo non lo sappiamo ancora, perché non è che qui si parli di confini, si parla di suddivisione senza sapere di che cosa si parla, cosa vuol dire dividere il territorio, come si dividerà. Al di là dei problemi che secondo Fedalto si creerebbero sotto l'aspetto politico e amministrativo, c'è anche preoccupazione per la situazione in cui si troverebbero a muoversi le aziende. Le imprese del Comune di Venezia, e sono molte, e tra cui non dimentichiamo il turismo, impresa primaria, la più importante, ci saranno ulteriori gravissime problematiche burocratiche, perché dovranno essere assolte e cambiati indirizzi, regioni sociali, tutta una serie di attività, per non parlare dei servizi comuni, Veritas, Ames, eccetera, eccetera. Era l'ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo a 20:10 questa sera ospite Renato Migotti, presidente dell'associazione Vaillant, il futuro della memoria. È tutto dunque, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Nella giornata di mercoledì 9 ottobre farà il suo ingresso una nuova perturbazione e il tempo dunque tornerà a peggiorare. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto fin dal mattino il cielo risulterà molto nuvoloso, qualche spazio soleggiato solamente sui settori centro-meridionali. Col passare delle ore nubi in generale aumento e piogge via via più diffuse un po' dappertutto entro la serata. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo risulterà via via più nuvoloso dal pomeriggio, con prime precipitazioni inizialmente sui rilievi, poi anche un po' dappertutto entro sera-notte. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 19 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con molte nubi al mattino, poi via via più diffuse su tutta la regione, con piogge via via più frequenti. Temperature minime sugli 11 gradi, valori massimi invece sui 16 gradi circa. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.